Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. Prima di cominciare volevo ringraziarvi tutti per il feedback che mi avete dato sotto il secondo episodio di questa cucina e vi sta veramente piacendo tanto questa serie qua. Detto questo vi spiego il programma di oggi. Come vedete qui dalla lavagna ci sono solo questi 3 step che mancano, che sono fare il top, finire la parte sopra e fare l'impianto dello scarico. Io direi che cominciamo subito con il top. Bene, come vi dicevo nello scorso episodio, il top sarà fatto in lamiera. Questa qui è una lamiera d'acciaio nero. Vedete che in tutti e 4 i lati ha questa piegatura a 4 cm e sotto è completamente vuota. Quindi che cosa bisognerà fare con questa lamiera? 1. Posizionarla sopra là. Fare un segno di dove andrà a cadere esattamente il lavello, fare il foro per il lavello. Fatto questo, internamente fare una struttura con delle travi in abete semplici che tenga tutto molto più solido, appoggiarla e fissarla. Sopra quello molto probabilmente ci andrà 1, 2 o più mani di un protettivo particolare che adesso mi sfugge. Vedo quanto è lo spessore interno, vado a vedere se ci sono delle travi giuste, se no prendiamo delle travi un po' più grandi e le pialliamo a misura. Prima cosa, mettiamo in posizione e ci segniamo esattamente dove andrà tagliato per il lavello. Raga, già così fa una sua porca figura, onestamente. Il lavello è lui. E questo è il centro, per cui noi stiamo qua. Ok, quindi questa dovrebbe essere la linea. Per tagliarla semplicemente buco, segreto alternativo, la taglio e via. Oggi è arrivato un pacchettino che ha qualcosa dentro, non è una... Vediamo un po'. No, vabbè. Credo di essere l'unico che invece del suo ti manda il tuo. Che cos'è? No, vabbè, raga, la calamita gigante. Allora, mi ha mandato questa calamita in, penso sia acciaio inossidabile, laserato gigante col mio logo, una clip per i fogli, anche questa qui laserata, davanti e dietro, front and back, un portachiavi, una medaglietta e una medaglietta anche per Giacomo. Beh, intanto veramente grazie mille. Peccato che non ci sia stato un bigliettino o altro dentro. Non ho il contatto, però so che mi ha taggato anche in una storia in un suo post su Instagram, per cui ve lo faccio vedere qui e vi lascio il suo contatto sotto in descrizione. Ma che figata! Ti ringrazio veramente, veramente tanto per questi super regali. Grazie mille. Dunque, arrivati a questo punto mi stavo preparando tutti gli stelli per fare il frame lì all'interno e ho pensato di fare il frame, sopra metterci un USB da 12 perché poi andrà incollato e quindi ha un po' più di aria. Detto questo, dobbiamo piallare un pochettino per portare tutti gli stelli alla misura esatta. Dai!
Perfetto, arrivati a questo punto la struttura per il top è stata fatta ed entra perfettamente. Utilizzerò questa colla qui per fissarlo in modo permanente. Ho fatto già qui un test proprio con 2 goccine, sono passati 20 minuti e... porca miseria, oh no! Prima di metterlo dovrò pulire con l'acetone in modo da sgrassare bene, dargli la finitura trasparente in modo che protegga e che non faccia la ruggine, girarlo, darlo anche dalla parte superiore, incollare tutto e via! Finché il bancone si asciuga, prima di installarlo, ci occupiamo della parte superiore. Come vedete lì c'è tutta quella parte che avanza da una parte all'altra, quella la dovrò tagliare. Per adesso ho optato per provare con la sega festola a fondamento. Taglierò la prima parte con la sega da fondamento e poi i pezzettini mancanti uso una sega giapponese. Ok, anche la parte sopra è finita, non finisco lì sopra perché devo rismontarlo per portarlo giù, quindi l'ho montato per il momento solo per mostrarvelo finito, però poi comunque dovrò smontarlo per portarlo giù e non oggi ma la settimana prossima, perché questo sabato qui c'è l'evento Meetup con chi di voi parteciperà. Non vedo l'ora di conoscere un po' di nickname che continuo a vedere qua sotto nei commenti. Detto questo, tornando al top, devo ridare la finitura. L'ho tolta tutta l'altra perché non è venuta benino. Sono andato ad acquistare questo prodotto che è proprio una plastificazione protettivo super bella tega. Se lo trovo ve lo lascio qua sotto in descrizione. Lo si dà a pennello, quindi ora sgrasso bene con l'acetone e poi do la mano. Di oggi dovrei chiudere questo progetto qua della cucina.
mi è arrivato questo pacchettino l'altro giorno, che però non ricordo. Ah, ok. Mi ha contattato questa ditta, la Elegant, se volevo provare uno dei loro prodotti. Mi hanno mandato questo microfono USB a condensatore omnidirezionale. Ho accettato perché potrebbe essermi molto utile per girare i voice over per questi video. Adesso apro un attimo per vedere cosa c'è in confezione. Istruzioni, c'è un cavalletto, c'è il microfonino. Che ridere che fa. C'è anche il filtro pop-up e la gabbia per tenerlo. Ah, tolgo. No, forse è il contrario. Ok. Questo va qui, questo va qui. Eccolo qua, quindi il microfono montato come risulta. È un microfono economico senza dubbio, però potrebbe aiutarmi a fare i voice over un po' meglio di come stanno venendo adesso. In teoria mi hanno lasciato un codice sconto per voi, se lo volete acquistare, ve lo lascio sotto in descrizione. Ottimo, arrivati a questo punto è molto semplice quello che manca. È stato installato il top col lavandino, con il miscelatore. Ovviamente questo avrà solo l'acqua fredda. Sotto tutti gli attacchi con lo scarico, dopo vi spiego meglio com'è. L'ultima cosa che mi manca da fare sono due piccole rifiniture, ma principalmente portarla al piano di sotto. Per cui adesso il pezzo sopra qui lo stacco, così rimane più bassa e riesco a portarla fuori dal laboratorio, ma soprattutto sul montacarichi perché altrimenti non ci sta. Rismonto quello, lo portiamo giù, finiamo gli ultimi dettagli, ultime rifiniture a pennellino, protettivo e poi è finita. Perfetto, la cucina è passata dal montacarichi, abbiamo messo anche il trabattello con gli ultimi lavori, ora la portiamo giù, ultime finiture e poi ci siamo. Ciao cucina! Aspetta, ok, adesso appoggia allo scalino, vai. Beh. Allora, la cucina è stata finalmente portata giù e installata qui nello studio. Adesso non so quanto si vedrà bene visto che abbiamo il mega softbox acceso. Comunque vi faccio fare un piccolo tour. Da davanti, come avete ormai già visto, ci sono tutte le ante aperte. Il top qua è stato installato, silicone a tutti i lati, lavandino installato con il suo rubinetto. E vi chiederete dove va a finire il tutto, che non c'è niente. Questo qui è il tubo dello scarico che va direttamente dentro un bidone che teniamo qua dietro, mentre per l'acqua ci sarà solamente quella fredda e si aggancia qua con la canna dell'acqua veloce. Allora Gabri, come ti sembra? Sai che è veramente molto bella? Doveva essere un set, ma sinceramente me la metterei in casa. Non è che è un set, punto, è un set solo perché si può muovere col transpallet, ma è una cucina a tutti gli effetti, a parte le mattonelle che non sono vere e a casa le metteresti vere. Assolutamente sì. Ovviamente. No, quello che mi ha colpito è la finitura. No, anche a me piace molto la finitura, è un po' una sbatta farla, ti dico la verità, e tanti mi avete fatto delle domande sulle ante, su come mai io non abbia stuccato, cioè come mai io abbia stuccato invece di bordare. Non ho bordato perché poi il pannello deve essere perfetto così, invece un po' di rifiniture, soprattutto qua sotto,
ho dovuto darle in corso d'opera e quindi rifilare al volo con la sega era molto più facile. Poi stuccare non mi ha portato via così troppo tempo. C'era qualcuno che mi ha chiesto di mettere dei bordi in alluminio, però non mi piacevano. O li metti neri. Sì, no, ha detto il coso di alluminio perché così matcha con questo, però non saprei. non mi piaceva molto. Il risultato finale io direi sono soddisfatto al 93%. 93. 93. 93. Perché ci sono di quegli errorini. No, non sono errori. Non 94 comunque. 93. 93. Pulito? Non 93,5, 93,4. No, 93. Perfetto. Perché ci sono non mi è venuto tutto perfettissimo e ci sono degli errori che non si notano, ma che so io. La parte posteriore della cucina è fatta. Quello che dovrò andare a fare sarà l'isola che va qui davanti. Il top sarà sempre in lamiera, con i cassetti, tutto, i fuochi e quant'altro. Qua dietro problemi di calore non ce ne sono più di tanto, a parte il forno, ma quello lì è coibentato, quindi rimane tutto lì, non ho mai avuto problemi di questo tipo. Se avete domande su questo progetto lasciatemele qua sotto nei commenti. Se sei nuovo sul canale e questa serie ti piace, iscriviti che così non ti perdi i prossimi episodi, è chiaro? Certo! Certo! Detto questo, a me non mi resta solo che salutarvi, ringraziarvi sempre per il vostro magnifico supporto che mi date in ogni video e noi ci vediamo il prima possibile in un nuovo video.